C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, ben trovati. Chissà, voi direte, Stendhal, se nel suo viaggio in Italia, nel bel paese, ha visitato pure la nostra città. Ebbene sì. Stendhal, che si chiamava Marie-Henri, visse a Brescia per circa 3 mesi nell'estate 1801, ospite dei nobili locali, a cominciare dalla famiglia Vogadro, che in via Moretto al numero 84 aveva il suo palazzo. In un secondo tempo si spostò nel palazzo Sigismondi di Via Tosio. Lo scrittore, che era giunto in Italia al seguito dell'esercito napoleonico, amava passeggiare sotto i portici, andare a teatro e fermarsi nei caffè, appuntando ogni cosa sul suo diario. Tra le stanze dei palazzi nei quali soggiornò, ebbe modo di vedere splendidi quadri e di incontrare bellissime donne, come l'amica Francesca Lechi. Stendhal definì Brescia il paese dei bei occhi. Bene, pure a voi magari succede de ultase per l'assen del let. Andiamo a interrogare qualcuno che in questo momento sta mangiando benissimo. Siamo tornati alla commedia delle pentole e veniamo sempre volentieri perché c'è buona compagnia, buona tavola, piatti tipicamente bresciani. Lei è la prima volta che viene? No, è già la seconda. Quindi conosce, ha già apprezzato una volta ed è tornato. Torna, assolutamente sì. Bene, ci fa piacere. Lei come si chiama? Mauro? Mauro, bene, lei è bresciano, signor Mauro? Sì, Dalla zona, quindi conosce un po' il dialetto, lo parla, lo capisce? lo parlo un pochino. Quando lo parla? In che occasioni? Solo quando arrabbiato o abbastanza spesso? La prima, quando sono arrabbiato. E poi ci butta dentro anche qualche tipica espressione. No, quelle no. Quelle no, è un signore Mauro, è un signore, rimane così. Senta, lei riuscirebbe a leggere questo modo di dire, proverbio? Ultas e per l'assen del let. Ecco, esatto, ha capito qualcosa? Assolutamente sì. Cosa? Non si dorme. E quindi ci si gira e rigira nel letto. Esatto, e lei Mauro soffre di insonnia? E a volte sì, capita di dormire poco di notte. Quali sono queste occasioni, senza entrare nel privato così? Ho un po' di preoccupazione, un po' di stress, sicuramente figli. Una cosa un po' comune a tanti, insomma, eh. Direi proprio di sì, assolutamente. Quindi stasera quella commedia delle pentole, lei cosa ha ordinato? No, una fiorentina, quindi stasera si mangia bene, abbastanza leggeri e si spera di dormire. Quindi non sarà la notte in cui ci si ulta e si pirlan del letto. Spero proprio di no. E voi bambini, figli suoi, ragazzi, moglie, vicini di casa, fate i bravi, dovete farlo dormire tranquillamente. Grazie, così almeno magari ascoltano qualcuno. Noi ci abbiamo provato e abbiamo fatto un po' il suo lavoro. Grazie, buon appetito. Grazie mille. Ed ora c'è la signorina, insomma è giovanissima, signorina come si diceva una volta, Marina. Esatto, Salve, buonasera. salve, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto. E commedia delle pentole, lei conosce il ristorante? Assolutamente sì. Affezionata. Recentemente, no, per la prima volta con delle amiche. Se l'ha trovata bene, aveva fatto bella figura? Divertite, sì. Una bella serata. Amiche che in un ristorante si divertono, va bene così, ci fermiamo qui, tutta cosa regolarissima, insomma, avete mangiato bene. Fra donne. Ok, pettegolezzi, ok, benissimo. Una cosa normalissima, va bene, brava, simpatica e conosce anche il dialetto bresciano, Marina? Ma spero di sì. Lei è di Brescia? Sì, ma originaria di Barbariga. Vabbè, dai, insomma, la patria del Le casoncello. origini dalle mie parti in questo. Comunque sempre provincia, insomma, no, mi aspettavo che dicesse origini Brindisi, no, siamo qua. Vabbè, quindi in famiglia si parla, lo conosce? Ecco, i miei non lo parlano, io non l'ho mai parlato, però qualcosa ho sentito. Guardi Marina, questo è facile, sicuramente l'ha sentito. Ultas e pirlasen del let. Assolutamente. Girarsi e rigirarsi nel letto. A lei capita? Ecco, io devo dire che è un sonno che è abbastanza potente, dunque io non mi rigiro di solito, no. Non ha ancora appoggiato la testa che già... Non ho problemi di insonnia, possiamo dire. Meglio così, che Dio la benedica, bene così, grazie anche per questa sua simpatica presenza e grazie a Commedia delle Pentole in via Zara Brescia, venitelo a trovare che si sta sempre benissimo. Alla prossima, ciao!